Rete 2000 Web vi invita all'ascolto di Autori e Letture, uno spazio di informazione culturale con interviste e approfondimenti letterari sugli autori delle edizioni 03. Presenta Gianfranco Iovino. Il regalo di questa mattina, vediamo se stamattina ci sono i microfoni che frizzano. Vabbè, andiamo. Allora, il secondo ospite della trasmissione è l'architetto ed urbanista Giorgio Ferrari, autori con edizioni 03 del volume Estetica e cultura della città industriale, per una visione tecnica ma anche molto umana e sociale sulla ricostruzione post prima guerra mondiale della città di Valdagno in provincia di Vicenza. Diamo dunque subito spazio al nostro secondo autore, chiedendogli di presentarsi a noi e ai nostri radioascoltatori. Buongiorno. Buongiorno a voi. Io fin dai tempi del liceo mi sono appassionato alla storia dell'arte, alla storia dell'architettura, alla storia delle città e ho coltivato questa passione in parallelo con la mia attività professionale. È stato fondamentale l'incontro con alcuni personaggi di primo piano della cultura italiana di quegli anni, a partire da Renato Cevese, che è stato il mio insegnante di storia dell'arte al liceo, e poi all'università Manfredo Taffuri, Onello Pupi, Marino Folin, Massimo Cacciari, Francesco Buzzi, Lorenzo Calabi, e negli anni della mia attività professionale Umberto Curi, Carlo Imonino, Vittorio Gregotti, Augusto Cagnardi, Franco Mancuso, Giovanni Luigi Fontana e Giorgio Roverato. Ho collaborato a diverse riviste di urbanistica e di architettura con contributi, approfondimenti e saggi sulla storia della città e dell'industria e ad alcune pubblicazioni, tra cui l'archeologia industriale nel Veneto, edito dalla Regione, 100 anni di industria, un libro con una mostra a Milano all'Ansaldo, Trissino nel Novecento. Ho pubblicato alcuni libri, quello più importante è sicuramente Francesco Bonfante, architetto, che è stato edito nel 1986, poi un libro sui miei lavori, Giorgio Ferrari, architettura, piani e progetti, che è del 2006, e oggi, anzi per la verità è dell'anno scorso, estetica e cultura della città industriale. Beh, lei ha presentato un po' tutti, ma ha presentato Giorgio Ferrari, sì. Architetto, urbanista, giusto? Lei vive a? Io in questo momento vivo tra Verona e Mantova, Okay. abito a Volta Mantovana, sulle colline moreniche del lago di Garda, che è un posto molto bello. Meraviglioso luogo, sì. E l'attività professionale la svolgo in città, a Verona. Benissimo, bene. Allora, adesso andiamo ad approfondire il tema del suo volume. Ce ne parla di questa estetica e cultura della città industriale? Sì, il libro è una riflessione sulla città industriale nel Novecento, Sì. a partire dalla rivoluzione industriale che in Italia arriva quasi 100 anni dopo la Gran Bretagna, il Nord Europa, la Germania, la Francia, e fino alla globalizzazione, cioè fino alla fine del secolo scorso. In particolare cosa significa per la città lo sviluppo tumultuoso della grande industria, della grande fabbrica, i processi di inurbamento, l'intervento diretto dell'industria nella costruzione della città e nelle infrastrutture del territorio tra fine 800 e gli anni 30 del Novecento, il boom degli anni 50-60, la crisi del 68-69, le nuove politiche urbanistiche e le strategie di collaborazione tra i comuni, città e territorio nel modello del nord-est e i primi effetti della globalizzazione verso la fine del millennio. In tutto questo che è affrontato in termini generali con confronti con la città europea, si inserisce Valdagno, che è un caso esemplare, a mio parere, un Valdagno che vive in modo anticipato tutti questi processi che ho sinteticamente richiamato. In pochi anni, tra il 1920 e il 1935, Valdagno passa da poco più di 10.000 abitanti a oltre 25.000, per sfiorare i 30.000 abitanti negli anni 60. Negli anni 30 viene costruita una nuova città che si affianca all'antico borgo, ma è una città speciale, non ha nulla a che vedere con i villaggi operai di memoria ottocentesca. È una città aperta con viali alberati, ponti, piazze, fatta di quartieri residenziali e soprattutto di importanti attrezzature pubbliche urbane come uno stadio di 20.000 posti, un teatro
da 1860 posti, palestre e piscine coperte, siamo negli anni 30. Il dopolavoro con centri ricreativi, una scuola per la musica, le strutture di assistenza all'infanzia, agli anziani, poliambulatorio, le scuole primarie, la scuola tecnica, la prima in Italia nel settore tessile, impianti sportivi all'aperto, tennis, piscine, atletica. L'architettura della nuova città è straordinariamente moderna, riflette le tendenze dell'architettura italiana degli anni 30 di grandi città come Milano e Roma. Tra il fine 800 e il 1929 viene realizzata una rete, contemporaneamente una rete di centrali idroelettriche lungo l'Agno da Reparo Terme a Valdagno, che consente di ottenere l'autosufficienza energetica per le due grandi fabbriche e per la città. A Valdagno la luce elettrica per l'illuminazione pubblica e per le case c'è già ai primi del Novecento. Viene realizzata a partire dall'ultima decade dell'Ottocento una rete ferroviaria da Vicenza a Valdagno con diramazioni verso Requaro, Arzignano, Chiampo e Novento Vicentina. La nuova città viene costruita dall'industria e poi negli anni progressivamente ceduta agli abitanti e al comune. Dopo la grande crisi tessile del 68-69, con la progressiva riduzione di posti di lavoro nelle grandi fabbriche, si sviluppa la collaborazione tra i 6 comuni della vallata, tramite un consorzio tra i comuni, uno dei primi in Italia, per la realizzazione di una zona industriale intercomunale come alternativa alla grande fabbrica tessile. E dunque c'è questa vita sul tessile che Valdagno sviluppa in maniera particolare, no? E infatti vorrei Sì. accentrarmi anche su altre domande, altrimenti col tempo non ci riusciamo, architetto, e ne approfitto. Valdagno si lega molto all'azienda Marzotto, giusto? Sì, sostanzialmente è certamente scontato questa identificazione che si fa da più parti tra Valdagno e Marzotto, soprattutto fino alla fine del secolo scorso. Marzotto, a partire dal 1880 almeno, è il motore delle grandi trasformazioni urbane di Valdagno. Protagonista primario di queste vicende è Gaetano Marzotto, ma non solo, anche una comunità locale laboriosa che negli anni è cresciuta demograficamente, economicamente e culturalmente. Valdagno è stata un luogo di attrazione in quegli anni e di immigrazione dall'esterno e anche dall'estero, e soprattutto non solo di forza lavoro di manodopera, ma anche di quadri tecnici, dirigenti che venivano spesso dall'estero. Quindi è cresciuta una comunità locale con caratteristiche diverse dalla situazione precedente e con un arricchimento complessivo dal punto di vista culturale, economico e sociale. Le foto all'interno del volume sono di Paolo Mazzo, giusto? Sì. Ce lo presenta un po'? Sì, il volume non è un volume solo di testo, di storia, di parola scritta, ma è molto importante la parte fotografica. Paolo Mazzo ha fatto un lavoro straordinario, è un fotografo padovano che realizza immagini per l'architettura, l'industria e il paesaggio urbano. Ha documentato col suo lavoro l'evoluzione urbanistica della città di Milano dal 2002 al 2010 e ha realizzato altri importanti reportage in tutta Europa. Ha vinto il premio Marco Bastianelli Opera Prima nel 2010 per il lavoro sull'insediamento industriale delle acciaierie Falck a Dongo e collabora con l'Accademia di Mendrisio, Accademia di Architettura di Mendrisio, e con l'International Summer School di Ivrea. Collabora con lo UAV di Venezia, con il Politecnico di Milano e il Politecnico di Torino. Quindi è sicuramente un fotografo di grande spessore, di primo livello. Sì. Assolutamente. Lei in passato ha preso parte anche ad esposizioni alla Biennale di Venezia, vero architetto? È stato un episodio importante nella mia attività, che risale molti anni fa, era il 1982. Ho presentato il progetto di un complesso residenziale 98 alloggi per una cooperativa. E dunque ha preso parte anche a incarichi prestigiosi relativi alla professione, ma qualcuno di importante, quello che ricorda più significativo nella sua carriera professionale, le viene in mente di
segnalarcelo a suo sentimento. Noi ne sappiamo tanti perché conosciamo un po' la sua storia professionale grazie ad Edizioni 03, però quello che secondo lei ha segnato di più la sua professionalità e la sua carriera? Sicuramente è stato per me molto importante la fase in cui ho collaborato con Vittorio Gregotti in alcuni lavori, in particolare il piano regolatore di Asiago e il piano paesaggistico del litorale di Chia in Sardegna. È stato un momento della mia vita molto intenso e ovviamente lavorando con personaggi di questo livello c'è molto da imparare e si capisce anche che bisogna in maniera immediata, con grande immediatezza, tutto quello che è successo in questo secolo. La cosa importante è che la città, la nuova città degli anni 30 è rimasta particolarmente intatta, è una città vissuta, è una città pulsante, anche perché ospita oggi tutte le scuole superiori e tutte le attività legate allo sport, al tempo libero, oltre ai quartieri residenziali. I nuovi strumenti urbanistici l'hanno classificata come centro storico e quindi si affianca al borgo antico settecentesco e questa grande area centrale diventa un doppio centro storico, un centro storico antico del Settecento, un centro storico degli anni 30. Questo anche grazie a quel processo di cambiamento e di nuova infrastrutturazione che è avvenuto alla fine del secolo scorso con il progetto di integrazione Valdagno-Schio, che ha portato alla realizzazione di un collegamento veloce, un tunnel di 5 km tra le due città che sono separate da una collina e ha consentito di togliere il traffico di attraversamento dalla statale che spaccava in due Valdagno, separando il centro antico con la nuova città degli anni 30 e consentendo in questo modo, realizzando questa nuova circonvallazione ad est, di ricucire e riunificare tutta l'area centrale. L'altro aspetto importante sono le due grandi fabbriche, la Marzotto Nord che è diventata Valentino ed è pienamente funzionante, anche come numero di addetti, e la Marzotto vera e propria di Valdagno, l'antica tessitura, che è molto ridotta in termini di occupati, però rimane attiva e diventerà un tema sicuramente importante quello della sua riqualificazione e conversione in vista di nuovi utilizzi per soprattutto il XXI secolo. Benissimo. Per cui Valdagno, questa città a misura d'uomo, 28.000 abitanti, si lega non solo a questioni puramente architettonico-storiche, ma anche ad eventi di natura internazionale, manifestazioni di importanza proprio a livello nazionale. Ce ne cita qualcuno? Ne parla di qualcosa? Sì, il periodo dal 1951 al 1968 è stato il periodo dei premi Marzotto. I premi Marzotto che erano un evento internazionale che aveva luogo a Valdagno e non solo. A Valdagno avveniva la premiazione, i concerti, le mostre e poi questi stessi eventi venivano replicati in altre città, a Milano, a Roma, all'estero. Le mostre di arte contemporanea venivano spostate in musei di tutta Europa e la cosa interessante è che siamo a pochi anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questa iniziativa è stata aperta fin da subito all'inizio a tutti i paesi, alla partecipazione di tutti i paesi dell'Europa del MEC, il mercato comune europeo che veniva prima della comunità europea, e immediatamente dopo a tutta l'Europa, dall'Atlantico agli Urali, quindi al di là della cortina di ferro. Per cui siamo negli anni 50, quindi è un'iniziativa di estremo coraggio
e soprattutto poi è importante perché investe vari settori, il giornalismo, la letteratura, il cinema, il teatro, scusate, la musica, la pittura, e i premi sulla pittura sono tra i più prestigiosi. E i personaggi che sono intervenuti in questi eventi, vi cito solo alcuni nomi per dare un'idea dello spessore. Nomi famosi che sono alla ribalta dell'architettura. Sì, vi cito solo alcuni: Moravia, Saba, Bo, Bacchelli, Cassola, Montale, Pratolini, Silone, Volpone, Guttuso, Carrà, Levi, Rosai, Sirò di Pisa, Stamburi, San Tommaso. Ci fa girare la testa così, diciamo ci fa girare la testa. Schifano, Restani, Burri, Cristo, Raghianti, Spinelli, Saraceno, Spaventa, Caffè, Streller, Toffano, Montale, Visconti, Gasman. Ce n'è, fantastico. Siamo alla fine, dobbiamo accelerare. Sì. Architetto, una domanda ma una risposta bella secca. Ma perché dovremmo leggere il suo libro? Io credo che lo splendido lavoro di fotografia che ha fatto Paolo Mazzo meriti da solo il fatto di guardare questo libro, poi il testo che accompagna queste immagini fotografiche è un testo molto complesso, probabilmente più per specialisti, però inquadra, abbiamo cercato di fare un lavoro corretto dal punto di vista storico, queste esperienze nel panorama europeo della città industriale e del contesto culturale e socio-economico sia italiano che internazionale. Direi che il Novecento è ancora poco indagato, quindi tutti i contributi di approfondimento che riguardano questo secolo appena trascorso sono sicuramente importanti. Sono sempre utili. Una domanda che solitamente faccio io all'autore, lo fa. Salutandoci e ringraziandolo di questo scorcio su una città vicina a Verona, saremmo contenti di sapere la sua impressione e il suo giudizio sul lavoro di Edizione 03. È stato un lavoro di collaborazione e di empatia fin dall'inizio sui temi di questo libro, un libro non facile per loro perché è molto complicato dal punto di vista dei contenuti, perché ci sono oltre i testi le iconografie storiche, le note a pie pagina, le note di commento sulle foto e poi tutto il corpus delle fotografie di Paolo Mazzo, quindi per riuscire a mettere insieme tutto questo materiale in maniera leggibile hanno fatto la loro parte in maniera importante. È stato un lavoro importante, sì. Tant'è che stiamo preparando altre due pubblicazioni, altri due libri, uno questo è interessante, molto interessante. Aspetta di vedere i titoli. Sempre sul suo lavoro e su altre location? Allora, uno è sul Valdagno, la nuova città, che approfondisce alcuni elementi di questo primo lavoro, e il secondo è, secondo me sarà molto importante, ed è Ivrea e Valdagno, Adriano Olivetti e Gaetano Mazzotto, mettere a confronto due esperienze straordinarie di due grandi imprenditori, che sono stati molto illuminati, che sono stati più o meno contemporanei, uno morto nel 1960, Olivetti, e l'altro morto nel 1972. Ma grandi esempi. La mia mamma, che è nata là, a Ivrea, aveva dei... Io conosco e approvo questa cosa, questa scelta. Non so cosa c'entro io con l'architettura, con un grandissimo lavoro di approfondimento che ha fatto l'architetto, però conoscendo poi la realtà non posso che approvare il fatto che sapere di più di quello che è stata la storia che ci ha portato fino ad oggi e sapere di più di questa evoluzione dell'architettura. Un po' di anni fa c'è stata una petizione su Olivetti, chi l'ha inventata, l'ha creata, una storia spettacolare. Certo, grandi personaggi. Siamo con l'architetto e urbanista Giorgio Ferrari, che ha presentato il suo Estetica e cultura della città industriale, e a lui, ringraziandolo, mi rivolgo per chiedergli di invogliare i radioascoltatori ad appassionarsi
appassionarsi maggiormente dell'urbanistica, perché io credo che attraverso lo studio e l'approfondimento si possa riuscire a conoscere tanta più arte, storicità e cultura del proprio territorio in cui si vive. No, io credo che per concludere la nostra conversazione che la cosa che mi viene da dire è che l'estetica della città, la bellezza che è nei monumenti delle nostre città è ciò che rimane, è quello che supera il tempo, supera le generazioni, che riesce a sopravvivere anche a volte all'incuria e quindi è sicuramente il valore più importante, al di là delle destinazioni d'uso, dell'uso temporaneo, di quello che avviene in queste situazioni, in questi luoghi, ma l'aspetto, il valore estetico di questi edifici, di queste piazze, di questi monumenti è l'elemento fondamentale. Grazie. Certo, grazie, perché dietro tutte queste cose che lei ha citato c'è il lavoro di tantissime persone che hanno competenze e passione come quella che ci ha dimostrato stamattina e grazie anche ad Edizione 03 vengono messe in risalto, per cui sì, guardiamo gli oggetti, guardiamo l'architettura, rendiamoci felici dell'estetica, ma ringraziamo le persone che ci sono state dietro. Per cui nella prima mezz'ora abbiamo invitato tutti i radioascoltatori a venire a Verona, e visto che poi è poco lontano ci spostiamo facciamo presto ad andare a Valdagno. Grazie. Non prima di aver preso il libro, di avere in mano il libro chiaro. dell'architetto, così seguiamo le tracce, la storia e le suggestioni che questo libro ci potrà dare. Grazie architetto, grazie a Gianfranco Iovino per aver condotto questa mattinata interessantissima, storia e architettura e poi suggestioni e umanità, no? Tutto che si fonde in una trasformazione della società che ci ha portato fino ad oggi. Magari nella storia e nella cultura potevamo fare meglio per arrivare un po' più freschi ad oggi. Io credo che ogni passaggio storico c'è sempre questa nota dolente che mi punge nella quotidianità, perché abbiamo così tanta storia, così tanta bravura, così tanta bellezza e non riusciamo a lavorare su quello, ma lavoriamo sulle distruzioni, purtroppo. Però noi siamo quelli delle buone vibrazioni, Gianfranco. Sì. E allora riprendiamo un pochino il filo del discorso con la musica. Vorrei tanto ringraziarti per questa mattinata, ringraziamo Edizione 03, ci risentiamo fra 15 giorni con questo appuntamento e ritroveremo altri due autori con altrettanti argomenti interessantissimi che Edizione 03 ci porterà in risalto, in modo che poi potremo praticare ancora. Edizione 03 è molto altro, si può vedere attraverso il sito della... Certo, edizioni03.com. Io ringrazio assolutamente Rete 2000 Web che ci permette questo spazio culturale di essere radiato ovunque, ha la stessa Edizioni 03 perché, come dico sempre, non va a caccia di talenti, ma li crea all'interno attraverso queste pubblicazioni così particolari ma così ricche di storia, cultura e animazione. Grazie. Per noi è un piacere e sono tutte buone vibrazioni. Grazie a te e a 15 giorni. Avete ascoltato Autori e Letture, una produzione di Rete 2000 Web in collaborazione con Edizioni 03. Ha presentato Gianfranco Iovino.